Mentre una volta si veniva qui, ognuno col proprio sacco, si pesava sul decimale e si leva chiesa con 2 sacchi di farina, o una farina e una semole, come invece il scopo dal mulino è che ognuno di noi, al parte chi il proprio sacco, con le proprie capacità, e lo condivide e lo spartisce. Ho credo che io posso dire con serenità, ma anche con gusto, che chi mi ha servito per ripensare la vita. L'idea mi venne quando ero ragazzino, avevo 15-16 anni, ci portarono a Isola della Scala a vedere una pila, al che chiese mio padre, ma come mai in Friuli non ci sono risaie, che c'è tantissima acqua, i terreni sono praticamente simili? E lui mi diede delle ragioni storiche, insomma. Ci fu una fase in cui il Friuli Venezia Giulia si spopolò e essendo il riso all'epoca completamente manuale come coltura, perdendosi in tanta manodopera, la gente smise di farla. Nel 2022 abbiamo avuto un anno estremamente siccitoso, una siccità che non si è verificata se non altro negli ultimi decenni nella nostra regione. Questo ci fa capire effettivamente l'importanza dell'acqua, fa parte proprio della nostra cultura, della nostra tradizione, sentire l'acqua, vedere l'acqua, il rumore dell'acqua, ciò che effettivamente rappresenta per noi come popolo friulano. Il legno, da quando si è su questo pianeta, è stato sempre un materiale nobile. Un materiale nobile perché ti permette anche la vita. Già quando vai a vedere un tronco capisci a che cosa lo devi destinare. Sono barche più panciute che hanno delle rotondità, quindi devi trovare il tronco che ti permette quando tagli per vena di non avere rotture. E gli uomini erano sempre intervenuti su questo territorio, ma senza impattare l'ambiente, perché si comportavano quasi come il resto degli animali che abitavano in questa grande selva lupanica. Ed era un luogo tutto verde, tutto sia boschivo che di palude, che di prati umidi, di prati asciutti, di olle. La spirulina è l'alimento più sostenibile che esista in natura, in quanto non consuma acqua, ma la usa solo per muoversi e crescere. E grazie alla fotosintesi assorbe CO2 e libera ossigeno, quindi contribuisce all'abbattimento dei gas serra. Per ogni chilo di spirulina prodotta vengono assorbiti circa 2 kg di CO2 dall'ambiente. Nel nostro ristorante si utilizzano tantissime erbe spontanee, erbe aromatiche che vengono raccolte proprio nella nostra zona delle risorgive. Quest'area è contraddistinta da questo scorrere continuo dell'acqua, così poetico in ogni stagione. Nella primavera riluce un verde splendente ovunque per arrivare a dei colori meravigliosi in autunno. A me piace sempre dire questo, queste sono farine di una volta, che vanno fatte come una volta per avere i sapori di una volta. Tutti i cereali venivano macinati come una volta, quindi schiacciati, non tagliati. Il germe del grano è all'interno. Essendo all'interno ci sono oneri e onori. Il sapore è diverso, la conservazione è diversa. Per avere una relazione di qualità col sistema natura dovevo fare 3 passi. Il primo era la disponibilità, il secondo passo era lo studio e il terzo passo era la gratitudine. Le foglie di un albero sono sempre diverse tra di loro e dell'anno precedente. Questa trasformazione significa vita. Sarà stato l'agosto del 75 e Fabio fu colto da un momento mistico. Era in là tutti i suoi studi così spirituali, religiosi, di tanti libri che ha scritto. Fermò la macchina, questo polverone, e disse no, fermate la macchina, voglio fare la comunione. Però papà disse ma mi sa che non puoi perché devi fare il corso, cioè di catechismo, non puoi farla così perché hai deciso tu. No, la voglio fare, me lo sento. Allora papà disse guarda, prova a far chiamare il prete da Teor, anzi Teor. Sì, Teor, con la O chiusa. Sì, e vediamo che succede. Quindi venne il prete e disse parla con il giovane. Noi rimanemmo fuori con l'auto, non so cosa si dissero, però dopo un po' di minuti riuscì il parroco dicendo il ragazzo è prontissimo, sa tutto, anzi ha una forte spiritualità, ha desiderio di fare la comunione e comunione sia. Poi Fabio è sempre stato molto schivo e riservato. Da questo punto di vista era più friulano di me, cioè io non è che io non lo sia del tutto rispetto al lavoro che faccio, anzi lo sono, ma lui proprio all'ennesima potenza.
E forse questa chiesetta così isolata, che in effetti ha la sua magia, la sua mistica, e lo colse insomma in questo desiderio spontaneo.